Libertà, però ci processano le idee, ci processano e ci mettono magari pure in gattabuia. Attenti, attenti, mentre il nigeriano spacciatore che stupra la ragazzina va perdonato. Perché scappa da guerra, ragazzi, scappa da guerra. È successo a Ferrara. A Ferrara, e per fortuna a Ferrara c'è un sindaco leghista con un bel coraggio, e gli ha risposto al tizio del PD che ha osato dire: ma poverino, questo nigeriano scappava da guerra, non lo devi trattare così male. Non lo devi trattare male? Un nigeriano spacciatore di droga che scappa da guerra e violenta una ragazzina? Fatemi star zitto, i radical chic meritano la morte. Politica, of course. Riccardo Trovato, fammi sentire. Vai, Riccardo Trovato, sentite che pezzone questo. È grande Riccardo Trovato. Avete capito bene. Non siamo radical chic. Complimenti a Riccardo Trovato. Radical chic, questo pezzo è in rotazione su RPL perché guarda caso ci ritroviamo. È una canzone dedicata alla sinistra, al caviale champagne, che vuole comandarci e che si arrabbia se non diciamo le cose che lei vuole, se non facciamo le cose che lei vuole. Sammy Varin in diretta con musica indipendente, oggi molto sanguigni. Apriamo anche le linee allo 0266203529, ma non è musica indipendente se oltre a Sammy Varin non arriva anche lei, Erika Sbriglio. Ciao Erika. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti, eccoci qua.
siamo a distanza, ma allo stesso tempo facciamo così, dai, siamo vicini, vicini col cuore e col pensiero. Sì, sì, ho capito ormai. Questa ha iniziato a tirarsela, ragazzi. La Erika Sbriglio ha i suoi No, non è impegni. È di così. qua, è di là, non c'ho tempo e vengo, ma solo 5 minuti. Ragazzi, qui la gente diventa importante. Va bene, io lo sai che sono sempre, sempre disponibile, Erika, ma soprattutto, più tardi, mi hai detto che ci collegheremo con una cara amica che fa la vocal coach. Ho sentito dei suoi Oh pezzi, è sì. fighissima. Tra l'altro, se posso fare una piccola premessa, questa grande artista, perché per me e per tanti lo è stata, tra virgolette, una mia scoperta, perché io anni fa avevo un locale, lei venne e si iscrisse a questo concorso Canoro che fu organizzato da una terza persona. Rimasi incantata perché aveva una voce fuori veramente dal contesto, da ogni canone possibile, quindi cercai un po' di tirarla fuori, ecco, le dissi dai, sei timidina, tirati un po' fuori, fai presenta qualcosa, cambia abbigliamento e la sera poi mi si presentò con le calzarete e la minigonna, questa voce da urlo e rimasi scioccata. Ho pensato, porca miseria, ho creato un mostro. Beh, allora, signori, restate sintonizzati perché dopo le 13.30 ve la presentiamo. Si chiama Nera con due e faremo sentire un suo pezzo, ma soprattutto ci racconterà lei che cosa sta combinando come vocal coach. Intanto, cara Erika e cari ascoltatori, oggi doveva esserci qua in studio un ospite veramente bravo e importante. Si chiama Marco Baruffaldi. Lo abbiamo visto, Bravissimo. applaudito, abbiamo pianto con lui a Tu sì che vales. Non ce l'ha fatta oggi ad arrivare perché purtroppo c'è in giro un po' di influenza, non Covid, ma influenza, sono le prime influenze, quindi Non uno. ce n'è Covid, Esatto, Sammy. speriamo, ce lo auguriamo. Beh, signori, Marco Baruffaldi però ve lo voglio far sentire perché ha scritto una canzone bellissima dopo aver duettato con J-Ax e andatevi a cercare il video su YouTube perché è veramente potentissimo. Vi presento la sua canzone nuova, nuovissima che si intitola Assieme si può fare, assieme si può fare e parla proprio della disabilità che non è disabilità perché siamo insieme in battaglia, siamo insieme, possiamo fare tantissime cose insieme e sto zitto, vi faccio sentire il pezzo. Marco Baruffaldi!
Magari sarebbe bello se in questo paese non ci fosse così tanta ideologia. Marco Baruffaldi, ragazzo down che abbiamo visto mesi fa, Tu sì che vales, lo storico duetto con J-Ax, è uscito con questa canzone scritta da lui. Assieme si può fare, lo avremo ospite nelle prossime settimane su queste frequenze. Oggi non abbiamo potuto averlo per un po' di influenza che sta girando, ragazzi, siamo tutti influenzati, ma chiaramente poi se uno starnuta, se uno gli viene un po' di mal di pancia, immediatamente pensiamo al Covid. Stiamo tranquilli, chiaro, facciamo attenzione a quello che facciamo, mettiamo le mascherine, teniamo sempre una certa distanza, non è Sammy Varin che ve lo deve dire. In Lazio firmata l'ordinanza, mascherine obbligatorie anche all'aperto. Trump e la moglie Melania positivi, siamo in quarantena, iniziamo subito le cure, campagna elettorale in America a rischio, e voilà, la parola a Erika Sbriglio che mi deve dire la sua su questa bellissima canzone che abbiamo appena trasmessa, che fa pensare davvero. A me Marco veramente piace tantissimo. Io quando ho saputo che lui era ospite oggi sono andata a rivedermi il video di Tu sì che vale, sei una persona assolutamente straordinaria e se ci sta ascoltando gli faccio i miei complimenti, davvero bravissimo Marco. È una canzone molto bella, sì, molto bella. Io non ho molti commenti da fare perché quando una cosa è bella, appunto, Sammy, non aggiungiamo altro. Spero che venga la settimana prossima perché poi sarò lì in studio con te. E niente, di nuovo tanti complimenti a Marco Baruffaldi. Assolutamente sì, e con lui naturalmente salutiamo tutti gli amici che hanno una qualunque disabilità, e saluto anche me stesso perché ragazzi anche noi normodotati abbiamo delle disabilità a volte molto più gravi di quelle purtroppo ufficiali. Scusa Marin, non ho sentito noi. No, normodotati non va bene? E no, perché tu Ok. te ne intendi e quindi... No, avevo capito un'altra roba. Cosa hai capito? Cosa hai capito? Ma Niente, niente. ragazzi, È una giornata uggiosa, caro Varin, come sai, non si sente curatela. bene, la linea va e viene. Curatela Erika Sbriglio. Apriamo anche le linee a proposito, visto che siamo in diretta alle 13.22. Chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266203529. Oggi una musica indipendente molto aperta anche al sociale, perché in questo caso stavamo parlando di disabili e sapete la notizia che da oggi si possono tranquillamente cambiare sesso più volte anche. Gli amici trans possono finalmente cambiare sesso a spese nostre. Io sinceramente pensavo che ciò già fosse possibile, sono rimasto male. Farmaci ormonali per i trans gratis, cambiare sesso conviene. I disabili si arrangino perché pare appunto che cambiare sesso sia più facile che avere la possibilità di star dietro ai disabili, e questa è una roba che mi fa incazzare. Cioè, com'è possibile che i transessuali abbiano un percorso più veloce per qualunque tipo di cura rispetto ai disabili? Meglio trans che disabili, non ci voglio neanche pensare. Pazzesco. Spero che sia chiaramente una fake news, invece non lo è perché avete sentito. Purtroppo no, Sammy. Va Niente, benissimo. mi aspetto un'operazione Anche tu. da te fatta Anche tu. al più presto possibile, Sammy. Tanto guarda, a quanto stai appena dicendo, si può sempre tornare indietro, ci si può rioperare Sì. se non si è contenti, no? Sempre, naturalmente con tutto rispetto per chi davvero c'è in questa situazione, perché è un percorso doloroso, psicologicamente Assolutamente. pazzesco, però ragazzi non stiamo forse esagerando, cioè riguarda una parte minimissima della popolazione italiana, importante certamente, ma stiamo girando completamente la frittata. Cioè dimentichiamo i problemi, quelli grandi, grandissimi come una casa, per andare a beccare fammi sta zitto, oggi c'è E Catania. se posso, caro Sammy, se posso introdurre il mio gomblotto del venerdì, Ecco. A me questa cosa lascia un po' pensare perché effettivamente c'è chi dice che siamo in troppi e allora magari questo potrebbe essere un modo
perché ci siano meno nascite in futuro, no? Eh beh, Cosa dici? solo il fatto di permettere l'aborto tranquillamente a casa senza bisogno di passare in ospedale è già un bel passo, insomma, tranquillamente. Tanto siamo in tanti in Italia, e se ci sono problemi facciamo entrare un po' di migranti ancora e vedrete che bello. Signori, dicevo Catania, oggi tanti appuntamenti in quel di Catania a partire dalle 10 di questa mattina, ma poi ancora questo pomeriggio alle ore 15, alle 14 ci collegheremo con Catania per fare il punto della situazione. Domani Matteo Salvini va a processo, in tantissimi mi avete chiesto ma il processo lo trasmettete in diretta? E adesso, cioè va bene l'hashtag processate anche me, però adesso che dobbiamo farci processare davvero entrando in aula, insomma no, non si può, scherzi a parte, non si può trasmettere il processo in diretta, ma si può trasmettere questa bella canzone di La Ciotta, si chiama così, mi è rimasta in testa, la faccio sentire anche alla Erika Sbriglio che è un'intenditrice, si intitola Il Concetto. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Che voce, ragazzi, si chiama Nera con 2 E, stupenda questa cover di You and I, l'abbiamo in diretta. Serena, Sant'Ambrogio!
Ciao ragazzi, ciao Sammy. Ciao Serena! Ciao Erika. Oh, ci hai riscaldato la giornata. Eravamo un po' tristi perché domani va a processo Matteo Salvini, perché il Covid sembra che stia ritornando e si è malato anche Trump e adesso cosa facciamo con Trump malato? Eravamo un po' tristi perché abbiamo scoperto che c'è il nigeriano spacciatore che stupra la ragazzina a Ferrara che secondo il PD va perdonato perché scappa da guerra e io uno che scappa da guerra ma che spaccia la droga e che violenta le ragazzine lo perdono. Sapeste cosa gli farei? Per fortuna c'è la musica di Serena Sant'Ambrogio detta Nera, una vocal coach con 2 palle così, ma la lascio presentare giustamente a chi ne ha altrettante 2, forse qualcuna in più, la collega Erika Sbriglio. Vai Erika! Oh, grazie, ma no, dai, io le palle non ce le ho, lo sai bene. In senso figurato, devo specificare Lo so, perché lo la so. Erika oggi No, non so, parte cosa per la devo tangente. dire? Hai già detto tutto tu, è una Serena per chi non avesse capito bene, si chiama Serena Sant'Ambrogio ed è Nira, perché poi anch'io la chiamavo Nera, invece poi lei mi ha sgridata, mi ha detto no, è Nira. E uno dopo scrive Nira su Google e non la trova, invece scrive Nera Hai e la ragione, trova. però è scritto così effettivamente, ma si dice Nira. Io in amicizia la chiamo Sant'Ambrose perché ormai ci conosciamo da anni. Cosa È dire vero, di è vero. Serena? Ha una voce assolutamente spettacolare che secondo me e a mio avviso nessuno ha in Italia. Non voglio aggiungere altro, io l'ascolterei perché è veramente cosa gradita. Assolutamente sì, allora chiedo subito giustamente a Nira, scritto Nera, che cosa stai combinando in questo periodo. Io ho letto sulla tua pagina Facebook e dopo ci ripeti qual è, che fai anche lezioni giustamente di canto, hai un metodo particolare di insegnamento e metti a disposizione appunto la tua professionalità per chi vuole migliorare la propria voce, il proprio canto. Ci vuoi parlare un attimo, perché sappiamo, questa trasmissione si chiama Musica Indipendente, e sappiamo che sono decine se non centinaia gli artisti anche giovani, giovanissimi che vorrebbero migliorarsi. Parlaci del tuo metodo di canto. Meriti di avere la voce che hai sempre sognato, hai scritto sulla tua pagina Facebook. Come si può migliorare la propria voce, la propria impostazione? Come si può domare quel cavallo su cui siamo, che è la nostra voce, che troppo facilmente si può imbizzarrire e si può cadere? Esatto, io dico sempre che meriti la voce che hai sempre sognato, quindi il mio metodo l'ho voluto creare apposta su questa frase, nel senso che cantare bene non ho mai detto che è facile, però è giusto essere il più naturali e istintivi possibili. Zero impostazioni, via tutti i burattini, tutto naturale deve essere, zero spinta, zero fatica. Quindi io consiglio sempre che quando uno canta perché ha passione, perché ha voglia, perché gli piace, senza pensare troppo a come impostarsi, la voce risulterà molto più bella. Quindi il mio metodo si chiama Ria Vocal Tuning, è stato ideato proprio sull'accordatura vocale a 360 gradi, infatti io non mi occupo solo di cantanti giovani o adulti, ma di tutti coloro che usano la voce a 360 gradi, quindi anche voi, speaker, dirigenti di aziende, doppiatori, e tutti i giorni a scuola ho tutte queste persone molto curiose che mi chiedono come si fa, come bisogna padroneggiare bene la voce, come faccio a tenere un concerto di 2-3 ore senza stancarmi. Tutte queste cose con Ria Vocal Tuning si possono fare, proprio perché è un metodo... Ecco, spieghiamo bene un attimo, Serena, perché si parlava appunto di approccio naturale della voce. Noi lo sappiamo bene che tu hai studiato canto, quindi sì, è vero che magari il tuo metodo si basa sulla naturalezza, però è anche vero che ci vuole uno studio alla base tecnico, giusto? Sì, un pochettino di tecnica non deve mai mancare, magari chi si sta ascoltando pensa, allora io
non ho bisogno di alcuna tecnica, sono già un cantante, viva, vado a fare i concerti di 3 ore. Non è proprio così. No, Alla no, non è base ci proprio vuole così. sempre uno studio, giusto? In qualsiasi cosa ci vuole lo studio, ci vuole pazienza, soprattutto perché i risultati si notano dopo un paio di mesi circa, dopo qualche mese, quindi purtroppo la pazienza manca a molti, però Vero, bisogna vero. assolutamente studiare. Il mio metodo si basa soprattutto sulla tecnica vocale, ma anche sulla respirazione, perché la respirazione è proprio la base di tutto. Se uno sbaglia a prendere un respiro, la voce esce male. Quindi è molto anche anatomia. Facci Io un spiego esempio, molto. Serena, un qualcosa a cappella, dai, fai Un sentire un qualcosa a po'. cappella, per esempio una cantante che a me piace molto, che fa così: I'm not alone, set me free and let me out this misery. Questa è Anastasia, che a me è molto familiare, Brava, e Serena. questa voce l'ho ottenuta grazie a questo metodo. Per esempio un'altra canzone che mi viene in mente, il grande Pino Daniele, forse seguirò il mio cuore, perché so già dove mi porterà, fra milioni di persone, lei ha scelto te e non ti tradirà. Azzolina! Ecco qua. Brava Serena! È un esempio, Azzolina! sai? Complimenti, senti, però adesso ci devi dare allora anche un contatto. Tu hai parlato non soltanto di artisti cantanti che vogliono migliorare e domare la propria voce, ma hai detto un'altra cosa importantissima, e questa cosa va bene per chiunque debba parlare in pubblico. Anche voi amici politici della Lega, ma anche amici del PD, forse ne avete un po' più bisogno. E questo è importante, hai un palco da domare, hai l'attenzione di centinaia, magari migliaia di persone da tenere viva. C'è la tua voce, ci può essere anche tu, se sei un figo della miseria o un pelatone con tanto charme come il sottoscritto Sammy Varin, magari ti guardano un pelino di più, ma dopo 5 minuti se non riesci a tenerli vivi la gente si distrae, la vedi che guarda per aria, che inizia a chiacchierare, uno dei dispiaceri della vita. Beh, allora dacci un contatto per chi volesse maggiori informazioni sul tuo metodo di vocal coach, e non soltanto, ripeto, per cantanti, ma per chiunque voglia imparare a parlare e a tenere a bada un pubblico. Serena Sant'Ambrogio, dacci un contatto o un numero di telefono o una mail o un sito o un Facebook. Mi trovate tutti i giorni a scuola in via Brughetti 9 a Bovise Masciago. Se volete sapere di più sul mio metodo di canto mi trovate sul mio sito www.cantopro.it oppure su Facebook Serena Sant'Ambrogio Vocal Coach. Noi siamo sempre a disposizione quando volete. Tra l'altro è appena iniziato l'anno scolastico e le iscrizioni sono ancora aperte. Grande, veramente gentile. Avete capito, amici? Serena Sant'Ambrogio, cercatela su Facebook. Amici Sant'Ambrogio! Ecco, detto Esatto. nera con 2 E, si pronuncia Nera, certamente. Serena, veramente ti ringrazio, complimenti, restiamo in contatto e magari ci vediamo in studio prossimamente per una bella ospitata e ci fai qualche cosa dal vivo, perché qualcosa mi dice che sei strabiliante. Ci stai? Va bene, grazie mille a voi. Grazie per la telefonata. Ciao Serena! Ciao, grazie. Complimenti davvero, mamma mia che brividi. Saluti a tutti voi che ci sbirciate in radiovisione, c'è anche Erika Sbriglio, collegata in Skype video, c'è Miriam Bazzani, c'è Anna Desideri, lo so, anche tu sei segretamente innamorata di me, ti capisco, con tutte queste dirette mi perdo, ma tra poco alle 14 ci collegheremo proprio con Catania per sentire cosa sta accadendo nella città della libertà. C'è Lisa Brambilla, Anna Desideri, Diego Carbonari, Sergio Bosi, Ado Mauri, Ricky Andre. Siamo tutti a Catania con il nostro capitano. C'è Riccardo Terrosi, c'è Igor e ragazzi c'è anche
la giornata dei nonni. Oggi facciamo un grandissimo augurio, Erika, a tutti i nonni e le nonne all'ascolto. Vero, tanti auguri a tutti i nonni. I più amati, i più coccolati, perché bisogna coccolarli i nonni oggigiorno, e poi in questo periodo chiaramente sono anche quelli che hanno un po' più paura di ammalarsi, quindi se vogliamo bene ai nonni rispettiamo le regole, la mascherina, le distanze, e pensiamo che magari a noi il Covid non fa assolutamente niente, ma a un anziano già debilitato può provocare gravi problemi. E ora trasmetto un cantante, un artista che ha proprio dedicato la canzone al suo nonno. Prima però una sorpresa, già c'è Elia e Tabata che hanno questo bellissimo ricordo, me l'hanno fatto avere poco fa, i loro auguri al nonno Piero, ma non fatti quest'oggi, fatti un po' di anni fa, che sembra Che carini! sembra una vita. Sentili. Oggi è la festa dei nonni, Piero, tanti auguri. Mamma mia ragazzi, Sono i piccoli Varin, sì, che carini. 4-5 anni fa, adesso non sono più così dolci, sono molto più cattivi tra virgolette, però va bene. Senti questo pezzo di Nino Leuci, si intitola Ti racconto di lui e si parla proprio del nonno.
Dolce, dolcissima questa canzone di Nino Leuci. Ti racconto di lui e si parla di voi nonni, di voi nonne, con un grande abbraccio a tutti i nonni e le nonne che ci stanno ascoltando, a quelli che ci seguono dal pianeta Terra e quelli che ci seguono da un po' più in alto, importantissimi per l'educazione dei nostri bambini. E attenzione, prima vi ho fatto sentire i miei figli Elia e Tabata che un po' di anni fa salutavano il nonno Piero. Sentite oggi, pochi secondi fa, visto che ha preso un bel 10 in italiano, mi sembra, no, anche in matematica, 2-10 in matematica, sentite un po' cosa chiede mio figlio Elia. Papà, ho preso 3-10, posso prendere Terratech? Grazie di quella trasmissione. Grazie a un corno, caro Elia, cioè io ti ho fatto sentire gli auguri dolcissimi che hai fatto al nonno Piero tanti anni fa. Va bene, hai preso 3-10, io non ho mai preso 10 in vita mia alle elementari, però io devo... Papà, ho preso 3-10, posso prendere Terratech? Grazie di quella trasmissione. Grazie a un corno, ribadisco e disco riba. Allora io chiedo a Erika Sbriglio, che c'ha dei figli un attimino più grandi e un figlio un po' più grande rispetto ai miei che hanno 9 anni. Erika, ma com'è sta cosa? Quindi 3-10 valgono un gioco su internet? Ma 3-10, e sei già fortunato perché prendono i 3-10 i tuoi figli. Vabbè, ma sono a pagamento. Cioè chi chiede pretende anche senza prendere il 10, questo va sottolineato. Vabbè, ma io preferisco che prendano 8 allora, perché ogni volta questi col 10 mi scannano vivo, vogliono sempre che spendo soldi, e come faccio? Però devi togliermi una curiosità, cos'è questo Terratech? Ecco, che cos'è? Ecco, È un gioco che parla di che cosa? Sono quei giochi, allora, per fortuna, e questo lo dico chiaramente, visto le terribili notizie di cronaca che sono arrivate negli scorsi giorni, sono giochi che noi grandi assolutamente controlliamo prima di farglieli acquistare, perché ce ne sono alcuni davvero troppo violenti che non vanno bene per i bambini di 8, 9, 10 anni. No, in questo caso è un gioco che crea, inventa macchinari, cose strane, eccetera. Sono quei giochi che vengono portati avanti poi sulla console, quella collegata alla televisione, su cui stanno quasi tutti i bambini oggi, se non sul tablet. E allora dai, Varin, sii buono, con 3-10 il Terratech se lo merita Elia. Bastarda, Dai. è così che mi tradisci, Erika Sbriglio, Elia, voglio la percentuale. Lo sapevo io. Va bene, allora sì, diciamo in diretta di sì, visto che mi state ascoltando da casa Varin. Sammy Varin dice sì, ma attenzione, cara Erika, qui casca l'asino, che sono sempre io, Sammy Varin. Io non ho solo un figlio, ho anche una figlia che si chiama Tabata, bellissima, è diventata bellissima, e che guarda caso ieri non ha preso 10 ma ha preso 9,5. E che faccio? Gli compro un regalo a Elia? Non puoi non fare un regalo anche a lei, caro E questa Varin. mi cambia la serratura di casa. Mi cambia la serratura di casa, Tabata, se non gli compro il gioco pure lei. Per cui, vabbè, oggi perché siamo vicini a Natale, no? Che cazzo dico? Va bene, oggi un gioco per Elia e per Tabata, visto che la festa dei nonni, che non c'entra assolutamente niente, però siamo buoni. Vabbè. Pazienza, e però ripeto. Senti, Varin, visto che ci siamo, un regalo anche per me. Lo sapevo io, lo sapevo, ragazzi. Qui sul groppone di Sammy Varinoni, e poi c'è il nostro regista Roberto Colombo, ricordiamolo, sta cercando un tablet a basso prezzo, non riesce a trovarlo. Roberto, vuoi un regalo anche tu? Un regalo anche per me, un porta tablet, la custodia del tablet. Mi viene da piangere, ragazzi, non è possibile. Però ripeto, va bene, si ride, si scherza, però è anche giusto premiare i nostri bambini quando ce la mettono tutta e riescono ad avere dei risultati. Dottoressa Sbriglio, io sono quasi arrivato in coda, ma andiamo ancora un'ultima canzone alla fine, però certamente devo ringraziarti della tua presenza in musica indipendente. Devo ricordare agli amici che ci seguono da tutta Italia, da tutto il mondo, che Erika Sbriglio, ridendo e scherzando, è quella che ha più
più esperienza di tutti gli artisti che trasmettiamo, perché lei canta da quando era ragazzina. Adesso non è che non sia più una ragazzina, visto che parliamo di ormoni gratis. Puoi dire la verità, Sammy, dai, ormai sono andata, ragazzi. Ma che No, è giovane, certo. giovanissima, semplicemente ha cominciato a cantare che eri veramente una ragazzina, e quindi quando avete un attimo di tempo fatevi un giro su YouTube, sui vari store, scrivete Erika Sbriglio e scoprite quante canzoni anche recentemente ha interpretato. Poi lei è umile e non lo dice, è vero Erika, però ne hai fatte davvero tante. È vero, no, devo dire che è un periodo molto produttivo, per questo vorrei ringraziare Nando Geri Ciao che Nando! mi senti Sammy? Durante l'inizio del lockdown ha iniziato a creare, perché funziona un po' così, no, per gli artisti, quando si trovano in periodi particolari della loro vita iniziano a scrivere, gli vengono in mente delle cose particolari, dei momenti del vissuto e quant'altro, quindi sta scrivendo una cosa dietro l'altra. Naturalmente spero di poterle fare sentire al più presto, ecco. Nel frattempo sì, c'è qualcosa online, ma siamo ancora in fase produttiva, diciamo così. Ecco, non riproduttiva, è produttiva. No, riproduttiva quello assolutamente no. Abbiamo già la casa piena, diciamo così. Erika Sbriglio, un grande abbraccio, buon lavoro Erika, ci sentiamo e ci vediamo, speriamo presto. Grazie Sammy Varin, ciao Roberto Colombo, ciao a tutti. Ciao a tutti e vi saluto con un tocco di Borderline. Senti questo pezzo, l'ho trasmesso ieri, ve lo faccio risentire, davvero forte e potente. Avete ascoltato Musica Indipendente.